Benvenuti, oggi è venerdì 27 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:25. La luna si leva alle 7:29 e cala alle 22:31. Oggi la Chiesa celebra San Cirillo. Il nome Cirillo significa giovane re e viene dal persiano. Il 27 giugno è la giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese, istituita dalle Nazioni Unite nel 2017 per sottolineare l'importanza di milioni di attività con meno di 250 dipendenti nella crescita economica sia a livello nazionale che internazionale. Le piccole e medie imprese impiegano circa l'80% dei lavoratori in Italia, ben oltre la media UE. E rappresentano intorno al 90% delle imprese attive. Compie oggi 70 anni Isabelle Adjani, attrice francese icona di bellezza. Ha lavorato con registi del calibro di Truffaut e Polanski. Tra i suoi film più famosi ricordiamo L'inquilino del terzo piano e Nosferatu. Buon 50° compleanno a un altro attore, lo statunitense Tobey Maguire, noto soprattutto per aver interpretato Spider-Man. A 14 anni il suo primo ruolo nel Piccolo grande mago dei videogames, tra gli altri film Le regole della casa del sidro e Il grande Gatsby. Restiamo nel mondo del cinema con il terzo festeggiato di oggi. Sono 59 le candeline per il regista e produttore J.J. Abrams, autore newyorkese che ha creato la serie televisiva Lost, una delle più seguite nella storia. Per il grande schermo ha diretto il terzo atto di Mission Impossible, Star Trek e 2 episodi di Guerre Stellari. È uno dei grandi misteri irrisolti nella storia italiana recente. Dopo decenni di indagini, perizie e processi non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro del DC-9 Itavia, esploso nei cieli a nord di Ustica il 27 giugno del 1980. 81 i morti, tra i quali 13 bambini. Secondo l'ipotesi ritenuta più probabile, l'aereo si sarebbe trovato del tutto casualmente in una zona interessata da operazioni di guerra e sarebbe stato colpito da un missile. Sapete come si quantifica l'intensità del suono? L'unità che si utilizza è il decibel e fornisce informazioni sulla pressione prodotta dal suono. Ma il decibel è un'unità particolare e non si somma e sottrae con le normali regole. Ad esempio, se avete 2 sorgenti da 80 decibel, la somma ne fornirà solo 83 e non 160 da come si potrebbe pensare. Quindi, se dovete organizzare una festa, utilizzate una sola cassa ma più potente. I vicini vi ringrazieranno. Buongiorno ai 12, oggi la Luna si congiunge a Mercurio e il Leone e quindi le idee e le emozioni vogliono essere chiari e manifeste. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Ariete, ottimo per voi visto che sono 2 pianeti che danno manforte a tutta la logica di Saturno e tutta la profondità emotiva di Nettuno. Ottimi aspetti quindi per voi che vi state riprendendo tutte le vostre posizioni importanti nella vostra vita a tutti i livelli, bravi. Toro, per voi anche la Luna oggi vi tira un po' dei brutti scherzi, proprio perché è un po' antipatica con Mercurio, un po' chiacchierina, forse una parola di troppo, non raccogliete perché state passando comunque un periodo veramente molto positivo, Venere è ancora dalla vostra parte, evitate. Gemelli, per voi la Luna e Mercurio fanno dei giochi molto belli, di incontri, è una giornata bella soprattutto per i singolo, per chi è innamorato, per stare un po' con la persona amata, dialogare e per fare un po' di vita sociale di coppia. Cancro, la Luna meravigliosamente, la vostra dea abbandona i vostri gradi per andare nel più igneo e Fuocoso Leone congiunta a Mercurio, cosa vi vuole dire? Di essere ancora una volta chiari, perché c'è molto da dire, perché dovete fare tanti cambiamenti, dovete
apportare delle modifiche alle vostre vite, per cui dovete anche un po' preparare le persone a cui vi vogliono bene ai prossimi movimenti futuri che farete. Leone, per voi la Luna arriva nei vostri gradi congiungendosi a Mercurio e riequilibrando finalmente tutta la chiarezza comunicativa ed espressiva che vi serve. Dovete fare i conti con l'opposizione di Plutone, per cui per voi e anche per il dirimpettaio Acquario sarà fondamentale chiarire delle zone oscure e soprattutto non farvi più abbindolare da alcune piccole bugie che vi sono state dette. Vergine, per voi Mercurio, che è anche il vostro pianeta, si fa un po' più emotivo, empatico, proprio perché è dietro di voi nel segno precedente, perché la Luna oggi vi si congiunge. Quindi cosa vogliono suggerirvi gli astri? Di essere un po' più dolci e di trovare le parole giuste per esprimere un sentimento un po' più delicato in questo momento invece di passione e di azione molto forte, incalzante. Urano oggi scombinerà un po' i piani comunque. Bilancia, per voi la Luna oggi è positiva e ci voleva, perché anche grazie a Mercurio la Luna vi sentirete oggi finalmente capiti, quindi un po' di respiro in una situazione in cui c'è ancora tanto da aggiustare e da sistemare, ma sicuramente almeno oggi vi sentirete compresi. Scorpione, voi con la Luna e Mercurio in quadratura oggi non siete proprio leggeri, oggi sarete un po' elettrici, nervosi, un po' da disinnescare, però basta non rivolgervi la parola al mattino e non dirne una di troppo e tutto andrà liscio. Sagittario, per voi oggi è una giornata molto piacevole, anche la Luna vi fa una carezza in trigono assieme a Mercurio. Oggi si parla di sentimento d'amore, si prendono degli accordi, tutto fila liscio, siete di nuovo disposti a vedere tutto in una maniera semplice e risolutiva. Capricorno, per voi la Luna esce finalmente dall'opposizione, il che è un toccasana perché le altalene emozionali proprio non vi piacciono, ci pensano già Sole e Giove a rendervi un po' staccati, a marcare questa scissione tra sentimento e ragione, voglia di maggiore sintesi, poche parole, più fatti in amore, ma questo lo pretendete dal partner, voi lo fate già. Acquario, una giornata oggi che vede l'opposizione anche della Luna che si oppongono proprio al vostro Plutone, quindi oggi appunto sulla tematica della comunicazione, delle bugie e dei falsi amici sarete molto intransigenti, anche se riceverete qualche notizia un po' delusiva nei confronti di qualcuno, siate magnanimi, passate oltre e soprattutto date modo di farvi spiegare. Pesci, giornata oggi in cui anche la Luna vi saluta e vi lascia con Sole e Giove e i suoi trigoni, per cui godetevi la giornata senza pensieri e senza particolarmente rovellare sui bisogni e le esigenze degli altri, come siete sempre propensi a fare. È il 27 giugno del 2007 quando Anthony Charles Linton Blair, detto Tony, lascia la storica sede di Downing Street e si dimette. Per 10 anni il politico scozzese è stato primo ministro del Regno Unito, un leader controverso che molti ricordano per l'invasione in Iraq nel 2003 e per altri interventi militari nel Kosovo e in Sierra Leone. A prendere il suo posto sarà Gordon Brown. Give him an inch and he'll take a mile. Letteralmente, dagli 1 centimetro e farà 1 miglio. In italiano, se gli dai un dito si prende tutto il braccio. Un proverbio molto usato quando abbiamo a che fare con gente che approfitta della nostra generosità e del nostro aiuto. Può capitare infatti che la persona verso la quale ci siamo resi disponibili inizi a pretendere sempre di più, facendola diventare una consuetudine e aumentando le richieste e la frequenza. Sta a indicare come è facile pretendere sempre di più da chi si è reso disposto a dare qualcosa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è Alois Korbas.
Trova impiego come governante presso la corte di Guglielmo II, per il quale sviluppa un'ossessione che la conduce a una diagnosi di schizofrenia ed al ricovero in manicomio a 32 anni. Il suo disagio colpisce la memoria, l'intelligenza, il linguaggio con la formulazione di neologismi. In manicomio comincia a scrivere poesie e a dipingere. Solo nel 1936 i medici del manicomio mostrano interesse per le sue opere. Aloïse aveva smesso di lottare contro la malattia, scegliendo di coltivarla e farne uso per trovare in essa stimoli per la sua arte e la sua vita. Ci salutiamo con la frase del giorno. Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più. E con questo vi accompagniamo verso l'inizio di un giorno sereno in cui planiate sui problemi dall'alto. Buona giornata dalla vostra Martina.